La voglia di fare calcio da zero, avendo già le competenze, quando vinci poi è bello perché ricordi tutto quello che c'è stato dietro. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Iastrelli di Carini, provincia di Palermo, Iccarense, Accademia Trapani, quarta giornata del girone A di promozione siciliana, due società giovani nel panorama dilettantistico siciliano dei grandi, alla prima volta in questa categoria dopo aver calcato i campi più scomodi nel caso dell'Iccarense, dopo aver creato una scuola calcio di qualità nel caso dell'Accademia, un affascinante duello. L'anno scorso in prima categoria per il primo posto l'hanno spuntata i gialloverdi proprio con 1-0-3 a Trapani, poi l'Accademia è salita grazie ai playoff, le due formazioni iccarense con il 4-3-1-2, Cascina in porta da destra verso sinistra, in difesa Cervello, Amato, Cucuzza, Sudano, a centrocampo Tassone, Canepa e Ignilleri, Morena dietro le due punte, Sagni Bene e Pagano. Risponde l'Accademia Trapani con Mistrette in porta, difesa anche in questo caso a 4, stesso modulo 4-3-1-2, Camareri, Giargiù, Marrone e Iannazzo, a centrocampo Samanà, Agnello e Tempesta, c'è Cosenza dietro Nolfo e Cannavò, la terna arbitrale tutta di Agrigento, c'è Fabrizio Narcisi ad arbitrare. Gli assistenti sono Calogero Migliotto e Giuseppe Mandracchia. C'è sole qui a Carini tra pochissimo. Il calcio d'inizio di questa sfida, ce ne sono altre in contemporanea che inizieranno, ovvero Casteltermini, Carini, San Vitolo Capo, Partinica Audace e Folgore Castelvetrano Alba Alcamo. È iniziata alle 15, Marsala Petrosino. Ieri la vittoria del Fulgatore contro il Gemini, riposa il Camarat in questa quarta giornata del girone A di promozione siciliana. Ultimi dettagli prima di iniziare con Narcisi che farà giocare il primo pallone alle due squadre, tutti comodi. Inizia Iccarense Accademia Trapani. Iccarense subito in avanti, maglia giallo-blu, con l'attacco in fascia da parte di Tassone. Ed è rimessa laterale per la squadra di Omar Amato, allenatore, giocatore. Pallone al centro dell'area di rigore, poi un tentativo da fuori da parte di Mattia Sudano. Pallone che finisce sul fondo, classe 2001, il terzino sinistro dell'Iccarense. Iccarense che si è sistemata con la difesa 3 oggi, invece di adoperare il sistema A4. Adesso prova a spingere con la proposta da parte di Vito Canepa, il capitano, col pallone che finisce sul fondo, adesso raccolto da Francesco Mistretta, uno dei tanti giovani in campo, che è classe 2003, quindi under. Ci sono anche classe 2004, 2005 in campo. Insomma, la qualità non manca, quella più fresca. Squadre che adesso giocano questo pallone, c'è l'Iccarense che vuole creare sin da subito a terra. Qui Morena, la proposta in avanti da parte di Pagano, va ad inseguire il pallone, Sagni Bene, sempre raccolto da Mistretta. Nuovo recupero stavolta di Sudano, c'è però l'irregolarità, allora punizione per l'Accademia Trapani, che ha avuto un inizio
in una promozione un po' difficile, perché c'è stato già un risultato negativo in Coppa all'uscita dal primo turno, la doppia sconfitta contro il San Vito Lo Capo 2-1 all'andata, poi il 5-0 subito a San Vito. Invece l'Iccarense è stata una delle 5 squadre, è stata ripescata come migliore perdente. Occhio alla proposta, pallone sopra la porta, calciato da Vito Canepa, il primo a fondo della gara, quello che doveva essere un cross in realtà è finito sul fondo, mettendo un po' i brividi a Mistretta. In campionato poi l'Accademia ha esordito pareggiando in casa contro il Fulgatore 1-0-0, poi la sconfitta di Cammarata contro il Gemini 3-2, una partita molto bella tra l'altro. Invece nello scorso turno la prima vittoria contro la Folgore Castelvetrano, quindi anche di prestigio, con il risultato di 2-1. Il Carenzi invece che ha vissuto sulle ali dell'entusiasmo sin da subito. Occhio qui allo scontro tra numeri 4 con Amato e Mario Marrone. Sembra essere duro questo intervento alla testa di Omar Amato, uno dei pilastri di questa squadra, che è classe 83, allenatore, giocatore, oggi torna dalla squalifica, una delle 4 novità in campo oggi rispetto all'ultimo match dell'Iccarense perso a Petrosino 2-1. Oltre ad Amato ci sono Cervello, Tassone e Cascino in porta, che debutta in campionato, lui che è classe 2004. Di solito c'è Buzzetta, oggi siede in panchina, esperto portiere che è qui all'Iccarense sin dai tempi della seconda categoria, che è ormai dentro questo progetto da anni. Invece per quanto riguarda l'Accademia, le novità di formazione sono 2, ovvero il ritorno di Nolfo in attacco e poi l'inserimento di Marrone in difesa. Tutto ok per Omar Amato, che è tornato a giocare in mezzo al campo. Lui si alterna tra difesa e centrocampo, oggi gioca a centrocampo sull'interno di sinistra. Entrambe le squadre si contendono il pallone, la spinge di testa Agnilleri. La proposta di Amato, un po' respinta, sale in fascia l'Iccarense, perde il possesso, poi l'intervento falloso su Cosenza, calcio di punizione per la squadra di Trapani. Per completare il discorso del momento delle due squadre, all'inizio di quest'anno l'Iccarense già ha avuto modo di fare 3 derby sulle 5 partite giocate, i derby del Castello di Carini contro il Carini. Uno vinto, l'esordio in stagione, era il primo turno, l'andata di Coppa, partita vinta 3-2, poi le 2 sconfitte, entrambe per 2-0, prima nella gara di ritorno e poi alla seconda di campionato. Non la vede più Sagni bene, arriva comunque a Mistretta, inizio aggressivo da parte dell'Iccarense, che già con Canepa ci ha provato. Ha avuto uno spunticino poco fa l'Accademia, ancora la prima conclusione in porta non è entrata e non è arrivata né da una né dall'altra parte. Passaggio in mezzo al campo per vie centrali, va a salire così Canepa, l'intervento di Iannazzo, finisce giù, resta giù, nessun fallo secondo l'arbitro. La rimessa a
affidata a Giovanni Cervello. Passaggio verso il centro per Morena, sta mandando a calciare, che murata di Marrone. Amato calcia lui, fuori, calcio d'angolo, c'è stata deviazione. Eccolo qui il primo vero e proprio tiro della partita, arrivato con Omar Amato. Una traiettoria interessante, solo che si è andata ad abbassare tardi rispetto alla volontà di Amato. Allora calcio d'angolo per l'Iccarense, soluzione direttamente nel cuore dell'area di rigore, qualche contatto, infatti l'arbitro finisce l'ostilità. C'è stata una presunta spinta all'altezza del primo palo. Aumentano ancora le provocazioni, un appoggio di troppo su Tassone, continuano le marcature, ecco la battuta proprio sul primo palo, a staccare di testa Cammareri, si ritorna indietro, colpo di testa deciso da parte di Cervello, pallone in avanti, fuori gioco da parte dell'attacco dell'Iccarense composto da Pagano e Sagnivene. Iccarense che ha cambiato un po' modo all'ultimo con una difesa a 3 composta da Cervello, Ignilleri e Sudano. Sulla fascia di destra c'è Canepa, sulla fascia di sinistra c'è Tassone, in mezzo al campo Ignilleri e Amato. Morena dietro le due punte, Sagnivene e Pagano. Colpo di testa, la va a prendere d'esterno Cannavò su Carlo Cascino, la classe 2004 che oggi debutta in campionato. Quasi 10 sul cronometro passati, sempre 0-0 tra Iccarense e Accademia Trapani. L'anno scorso finì 2-2 qui alla Iastrelli, mentre il ritorno, come abbiamo già accennato, finì 0-3 per l'Iccarense al Sorrentino di Trapani. Il cross provato da Canepa in mezzo all'area, poi Morena da fuori, altra conclusione alta, arrivano i tiri da parte dell'Iccarense, prima Amato, adesso Morena che contro il Petrosino ha segnato un gol bellissimo su punizione diretta. Poi la squadra giallo-blu si è fatta rimontare dai pezzi di esperienza del Petrosino. Il rinvio da parte di Mistretta che finisce fuori, era lì ad aspettarla Tassone, poi giustamente ha preferito lasciar scorrere. Colpo di testa sempre in avanti l'Iccarense, colpo di testa di Ignilleri, ma c'è il fallo da parte del classe 98 richiamato dall'arbitro. Dunque calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Alla battuta Lamin Jarjou, uno dei arrivi estivi per la squadra allenata da Alberto Amoroso. Tanto da segnalare la classica presenza del pubblico nei balconi che affacciano sul campo, visione pressoché perfetta, probabilmente dall'inquadratura li potete vedere. Tanto c'è la punizione per l'Accademia Trapani, la battuta c'è il capitano Alessandro Cammareri, pallone sistemato per lui, proposta in mezzo, Ignilleri di testa, si ritorna indietro con la gestione da parte di Marrone, lancio lungo a cercare Nolfo, posizione regolare, il tiro con il sinistro, poi si alza la bandierina, fuori gioco per Federico Nolfo,
bomber l'anno scorso in prima categoria. Bomber invece del Liccarense, Salvatore Ruggeri invece manca, infatti è una delle 3 grandi assenze di oggi per la squadra di Amato. Infatti mancano i 2 Cernigliaro, tutti e 3 per squalifiche tra l'altro pesanti per i Cernigliaro. L'ultima partita da saltare, almeno in campionato, questa invece per Ruggeri ce ne sarà ancora un po', questa è la terza su 5, che fu espulso nella sconfitta al Pasqualino di Carini in Coppa. Iccarense avanti, rimessa laterale battuta lunga, si prova il colpo di testa da parte di Sagnibene, c'è il calcio d'angolo ottenuto dalla squadra di Amato, che in persona va a battere dalla bandierina. Le indicazioni di Mistretta. Amato dalle indicazioni suoi, parte la sua battuta in mezzo Mistretta ad allungare il braccio, il pallone poi viene preso al limite dell'area di rigore da Cucuzza, l'avanzata invece di Tempesta e in fallo laterale. Allungando la mano, Francesco Mistretta ha allontanato questo pallone, era indirizzato verso la porta. Morena fermato da Agnello, che gira verso la fascia di sinistra, chiama palla Iannazzo, la lascia lì e allora Canepa, pallone di Cucuzza verso Amato, si ferma, Amato poi aspetta il movimento in fascia di Sudano, l'attacco di Samana, Sudano va dietro in difesa, ma c'è subito il lancio lungo di Sudano, colpo di testa di Canepa ad allungarsela sul fondo. L'intensità c'è e come, in mezzo al campo entrambe le squadre non perdono tempo a studiarsi, ma ad andare fino in fondo sin da subito, anche perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Accademia A 4, Iccarense A 3, entrambe nella parte destra della classifica. Amato reclama un fallo di mano, un secondo verso l'arbitro, è tutto ok, poi c'è il fischio dopo l'intervento su Sagnibene, calcio di punizione per l'Iccarense. Si aspetta un po' per la battuta, forse non era d'accordissimo Amato, che voleva calciare subito il pallone. Adesso si va. Amato, tutta potente, alla fine per nessuno. Ennesima rimessa per Mistretta. Uno dei tanti prodotti del settore giovanile prima dell'Accademia è stato il Trapani, così come tanti altri suoi compagni. Pallone largo per Samana. Riesce il servizio per Cammareri, che intanto è salito, cross in mezzo sul secondo palo, non c'è il colpo di testa di Cannava, poi rischia assai Canepa, che praticamente spazza sopra la traversa. Si è preso un rischio enorme, sembrava quasi un attaccante aggiunto per l'Accademia, in realtà voleva spazzare nel modo più efficace possibile. Per poco il colpo di testa di Alessio Cannavò e calcio d'angolo per l'Accademia Trapani. C'è Tempesta, classe 2004, la bandierina, la battuta bassa, la risposta della difesa dell'Iccarense.
Iannazzo ma lui insegue Cosenza, è un prolungamento, alla fine va a prendere Inghilleri che se la porta fuori, guadagna metri la squadra di Amoroso. Iannazzo, rimessa lunga su Amato che rinvia poi il tiro al volo con il sinistro di Tempesta, finisce fuori. Ci ha voluto provare anche l'Accademia Trapani, soprattutto la potenziale chance per Cannavò. Pallone per Pagano, allargato Canepa, sale lì Carenze, si ferma dopo la pressione avversaria. Cucuzza, Amato, un lancio profondo verso Sagnibene, non la prende lui, Canepa, contrasto, nulla secondo l'arbitro, con Canepa che rimane giù e cerca di levar via in qualche modo Iannazzo, tanto Vito Canepa è rimasto a terra. Viene chiesto aiuto dalla panchina per il capitano dell'Iccarense. La quinta stagione con questa maglia, anche lui sin dai tempi della seconda categoria. Carenze che ha iniziato il suo percorso nel 2016, ha vinto subito in terza, ci ha messo 2 anni per vincere in seconda, il percorso in prima con un terzo posto, poi lo stop, la stagione fermata a causa del Covid e il trionfo dell'anno scorso con il primo posto nel girone A. Oggi si gioca in promozione. Pallone riconsegnato all'Iccarense. Il rinvio di Cascino, colpo di testa di Marrone, la va a inseguire Nolfo, il pallone scorre Inghilleri, Giargiù di testa, anche lui si scontra però con Sagnibene. Il calcio di punizione per l'Iccarense. Tanto Nolfo va a parlare con l'arbitro. Per gli interventi precedenti c'è anche Amato che vuole pensare soltanto a battere questa punizione per i suoi. E poi la stretta di mano tra Amato e Nolfo. Va Amato, pallone verso la sinistra, tapina al volo nel proporre dall'altro lato, sul fuorigioco però. Posizione irregolare per Sudano, che voleva mettere in mezzo il pallone, ci è riuscito, il gioco è stato fermato. In stretta va a staccare di testa Cucuzza, ancora Pagano, serve dietro, Amato a spazzare in avanti verso i movimenti di Sagnibene, aspetta il pallone e il suo rimbalzo ancora Sagnibene, Giargiù decisivo perché stava quasi andando al tiro al volo l'attaccante dell'Iccarense. Amato
sempre in fascia da Tassone, il pallone arriva a Mistretta. E tra l'altro la prima da titolare nel campionato per Tassone, l'ha giocato soltanto nella seconda parte del secondo tempo, nella gara contro il Partinico Dace, la prima giornata. Canepa, opportunità, area di rigore, punta l'avversario, poi indirizza troppo a Iannazzo che mette fuori. Ha praticamente concesso il pallone all'avversario che si è trovato davanti, Iannazzo, che poi ha risolto. Dunque calcio d'angolo per Liccarense, chiamato lo schema, pallone sempre basso sul primo, levato via, va a rincorrere e a proporre in mezzo Cucuzza, il passaggio dentro per Pagano, come posizione di fuorigioco nuovamente per l'attacco del Liccarense. Squadra di casa che ritorna a giocare come nei primissimi minuti, ovvero in proiezione offensiva. Inilleri, il pallone per Iannazzo a contrasto con Canepa. Iannazzo rimessa lunga verso Nolfo, un po' difficile la sponda. Canepa la salva, la vuole alzare, rischiando anche di dare il colpo in testa a Iannazzo. Alla fine il fallo viene commesso dall'Accademia. Inghilleri lungo, Giargio di testa, sponda, il pallone arriva in mezzo al campo con Samanà, si prende il calcio di punizione. La battuta di Agnello, gira tutto da Cammareri. Arriva Pagano, sufficiente, c'è il movimento di Cosenza, invece si va con il cross a rientrare in mezzo. Cascino, la sua presa, Canepa rischia, infatti poi serve il pallone a Iannazzo, nuova cross Accademia in mezzo per Cosenza, in fuorigioco. Era rimasto un po' lì Vito Cosenza. Proveniente dalla precedente opportunità per l'Accademia. Giargio non vede più il pallone, Sagni bene. Inghilleri di testa, la girata di Cucuzza, contrasto in mezzo al campo con la punizione concessa all'Iccarense. Tante proteste, Sagni bene che ha avuto la meglio. Occhio Iannazzo. Si parla con l'arbitro. Difesa dell'Accademia che non è d'accordo. Parte Amato con la battuta sempre larga dalle parti di Canepa. Rimessa laterale. Stavolta la rimessa per la squadra di Amoroso. Sullo stacco di testa Nolfo gira male, pallone comunque è dalle parti di Cammareri di testa. Samanà deve indietreggiare, poi a terra Iannazzo dietro, arbitro che non vede. Iannazzo
praticamente rotola la terra battuta, un gioco che si deve fermare. Agnelli intanto va al dialogo con il guardalinee per quanto riguarda l'intervento su Iannazzo di poco fa. Si riprenderà questo pallone nel possesso all'Accademia Trapani. La punizione di Cammareri direttamente su Morena, l'alzata per Sagni bene, Amato gira, se la cava Sudano, poi Morena arriva da dietro, avanzata di Tassone, c'è lì Carenzi in avanti, Tassone, passaggio verso il centro, non c'era nessuno però, allora se la cava l'Accademia. Il contrasto, la spallata con i protagonisti di Iannazzo e Cucuzza, c'è il cartellino giallo. Estratto dall'arbitro. Punizione in Carenze, la battuta di Amato forte sul secondo palo, Mistretta la tocca, occhio perché c'è la proposta in mezzo, Sagni bene, ce l'aveva fatta. Alla fine l'Accademia si salva in qualche modo, sperava di prenderla, Mistretta poi il pallone è risultato troppo alto, Sagni bene è stato in grado di metterla dentro. Situazioni del genere si possono prevedere. Cosenza, pallonata su Nolfo, pallone che viene recuperato dai giallo-blu, avanza in fascia Tassone verso Sagni bene, a duello, pallone su Mistretta, Amato in avanti, voleva Pagano a schiacciare di testa per rispedirla. Fallo laterale. Nolfo in avanti, Cannavò, c'è spazio, Cannavò la vuole sul sinistro, calcia Cannavò, conclusione larga, se la prende Cannavò, buono il movimento, conclusione un po' meno. Va bene. Sponda per Pagano, si muove lì Carenzi, Morena, sale Tassone, aspetta Cammareri, c'è Amato sul sinistro, avanza e supera Saman, lancio lungo verso lo scatto di Tassone che finisce fuori. Nel frattempo raccomandazioni di Ignilleri in difesa, dato e Carenze verso Cervello, Mistretta consapevole dell'errore nel rinvio. Forse si è fatto anche leggermente male dopo aver calciato il pallone, infatti stava verificando un po' il suo corpo. Cervello ancora fuori.
Iannazzo la chiede lunga Agnello, la prende Cannavò, Amato per spedirla dalle parti di Sagnibene, la protegge, sale Canepa. Canepa a duello con Iannazzo, il cross in mezzo passo. Ora Canepa, duello, calcio di rigore per l'Iccarense. Il fallo secondo l'arbitro da parte di Iannazzo che è intervenuto su Canepa, calcio di rigore per la squadra di casa. Accademia che va a parlare con l'arbitro. Opportunità dal dischetto dunque per l'Iccarense. Canepa deve essere però soccorso e c'è già Cristian Pagano pronto a calciare. Qua pezza polpaccio per Canepa. Dunque la chance dal dischetto per Pagano, doppietta contro il Carini al primo turno d'andata di Coppa, quindi in quel 3-2, una vittoria che è arrivata proprio qui alla Iastrelli. Fischia l'arbitro. Pagano, la parata di Mistretta, ancora Pagano, ce l'ha sul destro, il vantaggio dell'Iccarense con Cristian Pagano, primo gol in campionato dopo la doppietta in Coppa. 2+1 sono 3 in stagione, 1-0 Iccarense. Abbraccio fortissimo a Ignileri, 1-0 per la squadra di casa. Si porta avanti con Pagano che aveva sbagliato il calcio di rigore, poi ha risolto. Amato mette in avanti, colpo di testa mancato da Sudano, fallo su di lui, altra punizione per l'Iccarense. Vantaggio alla fine meritato per quanto prodotto, per il numero di potenziali chance. Arrivato dopo il calcio di rigore sbagliato, qui la presa con il braccio da parte di Tempesta. C'è la punizione per l'Iccarense, sta usufruendo delle punizioni, dei falli dell'Accademia dopo i giudizi dell'arbitro. E allora Morena contro la barriera 2, movimenti di Amato in area, parte Morena in mezzo, secondo palo, colpo di testa, il pallone però rimane ancora lì protetto, tentativo di rovesciata da parte di Pagano che aveva aspettato il rimbalzo del pallone. Era anche molto rischioso quel gesto da compiere perché erano arrivati gli avversari. Cammareri contro Tassone che resta giù, l'arbitro non fischia, ovviamente si deve fermare tutto perché Tassone è rimasto giù. L'arbitro va a parlare con il capitano dell'Accademia Trapani, Alessandro Cammareri, molto esperto. L'anno scorso è tornato a giocare a Trapani dopo 10 anni, infatti è cresciuto
con la maglia granata, cartellino giallo intanto. Per Cucuzza. Rimessa laterale per l'Accademia. Dopo il pallone scodellato per Liccarense, messo fuori da Amato. Meno di 10 ormai alla fine del primo tempo, sempre 1-0 Liccarense. Il gol di Pagano al 35esimo, ovviamente fallo. Volta la punizione è per la squadra ospite, che vuole avere fretta nel battere. Iannazzo, tunnel su Cucuzza, viene fatto scorrere Cosenza a sinistro, un po' debole, leva via Agnilleri. Carebbe fermato, ha rimesso in Carenze. Altra rimessa lunga, intervento falloso di Pagano su Iannazzo. Occhio però, perché c'è un dialogo un po' ravvicinato tra Cosenza e Canepa. Inizia in Accademia. Vagnello, pallone lunghissimo, Cascino. Nel frattempo Pagano cerca un po' di giustizia dall'arbitro, dagli assistenti. Giorgio Cammareri in anticipo su Tassone, tentativo di sombrero, ci pensa Amato a far riconquistare palla Liccarense. Fallo su Sudano. Amato lancia in fascia Tassone contro Marrone. Tassone si ferma, non c'è nessuno, allora si va da Amato dietro. Morena, scambio tra i due, non passa il pallone, allora Samanà, arriva Cosenza, avanza l'Accademia, lancio in avanti verso Tempesta, poi Milleri che spazza via, leggermente in difficoltà. Ancora Milleri, sponda di Sagni Bene, un po' lunga verso Pagano. Giorgio, Marrone, Cammareri messo in difficoltà dal terreno di gioco. Samanà se la cava, la classe 2005, il pallone però finisce fuori. Usato poco in prima squadra Samanà, o meglio diverse volte dalla panchina, quest'anno tra i titolari fissi di Amoroso. Punizione in Carenze, c'è Amato. Parte la solita battuta fuori. La presa da parte di Mistretta per
una nuova azione, lancio in fascia, pallone arriva a Tempesta. Si libera così di Canepa, scambio ravvicinato con Cosenza, ancora Tempesta, Amato, l'anticipo su di lui, pressing anche da parte dello stesso Tempesta, poi la ricerca di segni bene, Cosenza cerca lo scambio con Cannavò, il fallo di Cucuzza. Gioco un po' spezzato quest'ultima fase, diversi calci di punizione, soprattutto diversi fischi da parte dell'arbitro. Cercato Nolfo, colpo di testa, Cannavò vuole la rovesciata, Nolfo di testa, c'è il gol ma c'è la posizione di fuorigioco. Era arrivato in porta questo pallone con la rovesciata di Cannavò, colpo di testa di Nolfo, il pallone aveva toccato anche il palo, tutto in maniera morbida. Tassone, arriva prima di tutti Marrone, Amato, si scambia nello stretto, alla fine Cammareri, lunghissima, colpo di testa di Agnello, Amato la mette giù, non perfettamente Nolfo cerca Cannavò che si smacca del proprio avversario, Cannavò c'è spazio, allarga per il sinistro, in mezzo, poi libera tutto, Sudano, calcio d'angolo per l'Accademia Trapani. Tempesta aveva dato l'input, poi l'area di rigore liberata. Calcio d'angolo battuto corto dall'Accademia, Cosenza in mezzo, esce Cascino, fallo sul portiere. Si rialza rapidamente, nel frattempo siamo entrati nel tempo di recupero, solita assistenza. Entrambe le squadre ne approfittano per rinfrescarsi. Accademia che si è anche riunita a bordo campo, un po' più sparsa la squadra del Liccarense. Si rialza Carlo Cascino, cresciuto qui Liccarense, prima però ha giocato nel settore giovanile del Tommaso Natale, quindi a Palermo città, certo sempre un po' in periferia. Amato, lancio lungo, alla fine per Mistretta, il rinvio la portiere dell'Accademia, pallone messo giù da Tempesta, decide di andare verso l'interno, Cosenza la alza per Iannazzo, Cammareri guarda in mezzo, un lancio lungo la fascia, non verso l'area piccola, infatti viene poco capito dai compagni. Cammareri ci sono anche in carriera 2 presenze nella vecchia C2. Sempre con il Trapani, squadra
qui è cresciuto. Occhio a Tassone, marrone, fuori. L'arbitro intanto lascia giocare, dato che siamo al terzo di recupero. Amato aspetta qualcuno, arriva Pagano, Amato, cross in mezzo, occhio che rischia Mistretta. Il pallone finisce fuori. E qui c'è la fine del primo tempo, 1-0, il Carense sull'Accademia Trapani. C'è il gol segnato da Cristian Pagano. Dopo aver sbagliato il calcio di rigore ci fu la parata di Mistretta. Pagano è rimasto in area di rigore, ha avuto la chance, l'ha messa dentro, non un tiro potente ma è bastato per battere il portiere dell'Accademia Trapani. Un primo tempo che ha visto l'Iccarense tenere di più il pallone con diversi tiri dalla distanza, soprattutto nella prima fase. Soprattutto ci hanno provato Amato e Morena, poi è uscita fuori l'Accademia, ha avuto una chance in area di rigore con un colpo di testa mancato da parte di Cannavò, perché ci ha provato anche lui da fuori area, non trovando però lo specchio della porta. Alla fine l'Iccarense ha avuto questa chance del calcio di rigore, fu un fallo secondo l'arbitro da parte di Iannazzo su Canepa, il capitano dei gialloblu. L'occasione fallita da Pagano, poi l'ha saputa mettere dentro. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per questo secondo tempo di Iccarense Accademia Trapani. Torna il campionato di promozione Girone B con una partita molto interessante e molto attesa. Direttamente dal comunale di Collesano si affrontano il Lascari Cefalù e l'Aspra per una gara che, come vedremo, sarà molto intensa e ricca anche di momenti ad alta tensione. Si comincia però con il primo pallone toccato dalla formazione di casa, dunque mettetevi comodi perché si comincia subito con delle palle gol molto importanti a partire dal minuto 5, quando Giallombardo viene servito in profondità, prova a puntare un po' di avversari, scarica il suo destro, parato senza problemi da Cascione. Un minuto dopo si affaccia in avanti anche la squadra di Mister Correnti con questa palla messa al centro, allontanata dalla difesa. Poi sul pallone si avventa Vitrano, il quale non riesce ad inquadrare la porta con la sua girata. Minuto 12, altra palla gol, questa volta da palla inattiva per l'Aspra, con una serie di batti e ribatti all'interno addirittura dell'area piccola. Ne riesce ad uscire in qualche modo la difesa della squadra guidata da Mister Zappavigna. Poi il tentativo alla disperata di Capitan Palazzo, la palla si perde fuori, si rispinge in avanti il Lascari Cefalù, questa volta con Fazio, la conclusione mancina, il volo di Cascione a togliere la palla dall'angolino, calcio d'angolo in favore ancora della squadra di casa, questa volta con il nuovo tentativo ancora da parte di Trapani e la sfera si perde fuori. Altre palle gol dunque per il Lascari Cefalù, che ci prova con un altro calcio piazzato. Attenzione qui a Fazio che calcia col destro da posizione favorevole. Alla mezz'ora manca l'appuntamento con il gol, si raffaccia in avanti l'Aspra e quando lo fa malissimo. Schema da calcio piazzato, la palla arriva sul secondo palo dove c'è Totò Bonanno che con il piattone destro di giustezza batte il portiere Fiducia, porta in vantaggio l'Aspra. Minuto 40, primo gol con la maglia dell'Aspra per l'ex centrocampista, tra le altre di Don Carlo Misilmeri e Oratorio Marineo, con il primo tempo che si chiude proprio con la prodezza del centrocampista misilmerese. Inizia il secondo tempo e sarà, vi preannuncio, battaglia senza quartiere. Il calcio d'angolo intanto per l'Aspra, il colpo di testa che finisce direttamente fuori da parte di Vitrano, una palla gol importante. Poi Lascari che si riporta in avanti, il colpo di testa col pallone che si perde tra le braccia di Cascione senza grossi problemi, il tentativo di Mocciaro. Dall'altra parte l'Aspra ci riprova, altra conclusione e parata sul tiro da parte di Cuccia, entrato dalla panchina. E poi ancora Aspra con le praterie che si aprono davanti agli attaccanti della formazione guidata da Correnti. Qui la traversa colpita in maniera clamorosa nella ripartenza
da parte di Mocciaro. Tanto calcio d'angolo invece, dopo questo salvataggio, se non abbiamo visto male di Palazzo sul tentativo in uscita da palla inattiva, abbiamo parlato delle praterie che si aprono davanti all'Aspra, questa è clamorosa, prova a sfruttarla, ma la palla si perde fuori, non di molto, ma è comunque una palla gol sprecata ancora da Mocciaro. Dall'altra parte ci riprova l'Aspra, siamo nei minuti finali con Fazio che prende la mira, carica il destro, colpisce la traversa a Cascione, completamente immobile, minuto 91, e questa forse è la palla gol più grande di tutta la partita, anche se in pieno recupero contesta una decisione arbitrale la formazione in maglia nera, addirittura c'è chi entra in campo per protestare, minuto 94, questo poteva essere un calcio di rigore non dato all'Ascari, poi alla fine pensa solo a proteggere il risultato l'Aspra e alla fine ci riesce perché arrivano i 3 fischi e il direttore di gara. Vittoria fondamentale per la squadra di mister Correnti che porta a casa 3 punti da Sportisili. È tutto, alla prossima. Sorrentino, c'è il passaggio, c'è l'imbucata, 1-2, Sorrentino, il gol del Monreale, il vantaggio, si sblocca finalmente questa partita, 1-0. È stato praticamente l'unico lampo nel primo tempo, quello di Sorrentino, a parte una traversa scheggiata da Capitan Madonia, tiro, deviazione, il pareggio casuale del Real Termini, la deviazione in porta da parte di Pitarresi, 1-1 a meno 19:15, autogol. Passaggio lungo linea, Fuschi dentro, occhio, Lucchese solo! Il gol della rimonta del Real Termini, 2-1. Con Lucchese che ci ha provato tanto, ha trovato la gioia, il 2-1. Rimessa battuta da Palazzotto, ammonito poco fa, avanzi del Monreale, pallone dietro, Madonia si libera dell'avversario, passaggio sotto porta, il gol del pareggio, Palazzotto 2-2. Il Monreale la riprende, ne approfitta dei 3 uomini su 5 del Real Termini. Entrambe le squadre oltre il quinto fallo, il tiro di Dell'Aria a terra, c'è il fischio dell'arbitro, c'è il tiro libero. Cascino, nonostante il tocco di D'Alba, 3-2, Monreale esulta, metà del palazzetto, il gol di Cascino. E il Monreale si riporta in vantaggio a 15 secondi dalla fine. Con mister Ferraro alla vigilia di Licata Catania, nell'imminenza della partenza della comitiva rossa-azzurra, seconda trasferta stagionale, come sta il Catania, mister? No, il Catania sta bene, c'è entusiasmo, c'è voglia e soprattutto dopo la vittoria che abbiamo fatto mercoledì abbiamo una trasferta difficile contro il Licata, però siamo pronti e soprattutto per affrontare questo derby. Voglio fare un passaggio con i tifosi, faccio i complimenti perché siamo la squadra di Serie D che abbiamo fatto il miglior numero di abbonati e questo ci fa capire ancora l'importanza di quello che facciamo e quello che dobbiamo fare. Tifosi che saranno in tanti anche all'Iotta domani. Sì, sicuramente, tifosi li conosciamo, è una parte integrante del nostro progetto, forse è la parte più importante, che ci aiutano ogni domenica a superare le insidie durante le partite. Però li ringraziamo, speriamo di dargli sempre più vittorie possibili e soprattutto di onorare sempre questa maglia, perché alla fine siamo qui per un progetto importante e soprattutto per fare un campionato importante. A proposito dell'avversario penalizzato in termini di risultati in questa partenza di stagione, ma è un avversario molto attrezzato, classica squadra di categoria. No, sicuramente, il Licata è una buona squadra che gioca bene, abbiamo visto 2 partite che hanno fatto, forse il campo gli ha detto di nuovo solo come risultato, però sia come gioco sia come intensità ho visto una squadra ben allenata e soprattutto con grande voglia. Sicuramente domani il Catania andrà incontro a delle difficoltà e dobbiamo essere bravi noi a superarle. Se indisponibili, la società ha appena diffuso un report medico con le condizioni dettagliate di ognuno dei calciatori che mancheranno all'appello, ma tutti gli altri come stanno e soprattutto quanto è importante comunque avere l'abbondanza in ogni caso? Credo che il Catania ha una rosa, abbiamo 2 squadre e credo che tutti
quanti sono utili a questo progetto e soprattutto per far sì che il Catania vada ai professionisti. Questo ci manca qualcuno, però domani chi gioca, chi subentra, abbiamo un gruppo, abbiamo una squadra. Questo devo ringraziare la società in testa, il direttore Laneri, che ha fatto davvero un grosso lavoro. A Catania bisogna sempre pensare in grande e noi siamo qui per fare cose grandi. Che partita immagina sul piano tecnico-tattico? Immagino una partita molto aggressiva, una partita che bisogna essere concentrati sui contrasti e soprattutto avere una grande vigoria, perché alla fine quando andiamo facciamo l'impatto giusto a livello agonistico, che poi dopo usciranno le nostre qualità tecniche e possiamo fare la nostra gara come facciamo. Abbiamo le due fasi di possesso e di non possesso. Nella fase di possesso bisogna costruire, quando non ce l'abbiamo. Nella fase di non possesso bisogna pensare ad essere compatti, bisogna essere aggressivi e soprattutto di avere grande spirito di sacrificio. Questo sicuramente domani. Sarno è appena arrivato, sarà tra i convocati? Sì, Sarno è tra i convocati, è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni perché parla chiaro, è un giocatore che gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia. Ringrazio la società per ulteriore sforzo che ha fatto economicamente e credo che ci darà il suo contributo e soprattutto sarà uno degli artefici della promozione del Catania.
Secondo tempo di Iccarense Accademia Trapani, 1-0 per i gialloblu. Il gol al 35esimo di Pagano, che aveva sbagliato un calcio di rigore, poi ha segnato, attenzione a Nolfo in mezzo, Cannavò! Il pareggio dell'Accademia Trapani dopo soltanto 20 secondi. Sembrava esserci un tocco dubbio da parte di Cannavò, poi la rete sotto porta, inizio shock di ripresa per il team di Amato. L'Iccarense, infatti c'è Ignilleri che va a parlare con l'arbitro del presunto tocco di mano di Cannavò. L'azione è proseguita, l'Accademia è andata a segnare 1-1 di fatto con la rete segnata da Alessio Cannavò. Il pareggio dell'Accademia Trapani, che al primo vero e proprio tiro in porta ha pareggiato la sfida. Pallone in alto, adesso ci sarà maggiore motivazione con l'Accademia che in contropiede, ripartenza, ha segnato il gol del pareggio. Adesso l'Iccarense non ci sta, lancia lungo il pallone, rimbalzo sul braccio di Pagano. Arbitro in questo caso ferma il gioco. Facciamo un recap delle due formazioni. Iccarense con il 3-4-1-2, Cascino in porta, Cervello, Ignilleri e Sudano in difesa. A destra, a centrocampo, c'è Canepa, a sinistra Tassone, in mezzo al campo ci sono Cucuzza e Amato. Morena dietro le due punte, Pagano e Sagnibene. Accademia Trapani invece con il 4-3-1-2, in stretta in porta, una difesa dalla destra verso sinistra, Cammareri, Jaju, Marrone e Iannazzo. A centrocampo Samanà, Agnello e Tempesta. Cosenza dietro Nolfo e Cannavò. Cartellino giallo intanto per Morena. E punizione Iccarense. Qualche parola in più all'arbitro. Cioma Ramato alla battuta, solito pallone, colpo di testa sotto la tribuna a liberare di Francesco Samanà. È stato un primo tempo in cui l'Iccarense ha creato di più, ha tirato di più, ha tenuto di più il pallone. Accademia Trapani che ha sfiorato il gol con Cannavò, la sfiorata di testa in piena area di rigore. C'è stato un tiro però finito largo. In questa ripresa la prima vera chance per l'Accademia, il gol di Cannavò. Sudano in area di rigore, il pallone, colpo di testa di Agnello. Amato, schiena contro schiena assieme a Cannavò. Intanto giù ci finisce Nolfo, che voleva il calcio di punizione. Tanti episodi del genere che Iccarense sfrutta. Parte Amato in mezzo, secondo palo, spizzata lungo del piede da parte di Pagano. Infine centrale per Mistretta.
Cammareri si ferma, c'è la pressione da parte di Sagnibene, si torna indietro, Agnello verso Giorgio, vuole il pallone lungo, a cercare la testa di Nolfo, ecco la sponda, il servizio da parte di Tempesta, Nolfo in mezzo, sbaglia il cross, posizione di fuorigioco però, quella di Saman. Ha apprezzato lo stesso Ignazio Agnello, il fly dell'Accademia. Agnello liscio stavolta, allora Pagano largo verso Canepa, c'è la scivolata prima di tutti di Iannazzo. Sempre a cercare Pagano, pallone è tornato indietro, Morena largo, sempre la rimessa a favore dell'Iccarense con Vito Canepa. È stato lui ad andare giù in occasione del calcio di rigore, fallo secondo l'arbitro da parte di Iannazzo, quello tra numeri 3. Qui il fallo lo commette Morena. Guarda la palla, guarda, tutti girati. Poi è andato Pagano a calciare in stretta, aveva parato, aveva intuito la traiettoria del pallone. Pagano poi l'ha messa dentro, non subito, non sulla ribattuta, ha dovuto controllare un minimo per segnare il suo terzo gol stagionale, lui che aveva segnato già contro il Carini in Coppa in quel 3-2 alla prima partita della stagione. Ignilleri, lancio lungo verso Sagnibene, prima di lui però c'è l'anticipo da parte di Marrone, l'alzata di Amato, si aspetta il pallone, prolungamento di Sagnibene, devo mettere giù l'Iccarense con Pagano dietro Cucuzza, sempre verso Pagano, un po' spinto, finisce a terra, tutto è regolare per l'arbitro, la prende Amato, Nolfo vince il contrasto, c'è Cosenza, alla meglio Nolfo, allora avanza lui, si allarga Cannavò, riceve adesso limite, ancora Cannavò, cerca il passaggio trattenuto per la maglia da Sudano, è tutto ok, alla fine Cucuzza la mette fuori. Intervento su Amato, che si è dovuto fermare, subito qualcosa, la mano sinistra. C'è però un altro giocatore a terra, ovvero Pagano. Tutte queste interruzioni nascono dalla seconda parte del primo tempo. Spray per Pagano, altezza caviglia. Da capire se sarà in grado di continuare la gara. Ha sbattuto la mano a terra, un senso di rabbia. Si rialza Cristian Pagano, di classe 2000. Pallone da consegnare di nuovo.
Adesso si può andare. C'è l'ok da parte dell'arbitro per far rientrare Pagano. Nulla di fatto. Pallone scavalca però Iannazzo Giargiuno, perfetto. A gestire comunque l'Accademia Trapani. Samanà, un regalo per l'altro 7 Tassone, poi il fischio dell'arbitro. Nuovo intervento. Poi Samanà non fa battere la punizione ad Amato. Parte Amato, morbido verso Canepa, colpo di testa a liberare di Iannazzo. Cucuzza la protegge. Adesso i Milleri. Sudano verso i Milleri, l'attacco di trequartista e punte dell'Accademia sulla centrale più centrale delle carenze. Pallone largo, Canepa, l'anticipo di Iannazzo con la corsa. Avanza, palla al piede di Iannazzo, un po' di spazio per lui, Nolfo si deve fermare. C'è un altro cross in mezzo, liscio, Cassiola rimane lì, il pallone c'è, il tiro in porta, Iannazzo dal rigore, concesso alle Carenze, il gol della rimonta è suo, la rete del 2-1 di Antonio Iannazzo. Ne ha approfittato, il pallone lasciato lì in area di rigore, non preso totalmente da Cascino. La rete di Iannazzo. Inizio diverso dell'Accademia Trapani rispetto al primo tempo. Eccolo qui, il gol della rimonta da parte di Iannazzo. Sagni bene, si prende la rimessa per i suoi. Pagano, spalla alla porta contro Iannazzo, prova a metterla in mezzo, secondo palo, che però è uscito, poi è rientrato, ma prima di tutto ha varcato la linea di fondo campo. Prima Cannavò, poi Iannazzo, Accademia che così si è portata in vantaggio. Il rinvio di Mistretta, Amato di testa, Cammareri l'aspetta, c'è l'alzata da parte di Sagni, bene, poi il contrasto duro su Marrone, arriva l'arbitro con il cartellino giallo per Tony Sagni bene. Altro giallo dopo quello di Morena. Mistretta forte e profondo, colpo di testa di Cannavò, la prende Amato. Amato la porta un po', Sagni bene, il recupero di Cammareri ma perde subito il pallone. Ancora Amato, l'allunga, l'arbitro che ferma il gioco. Una nuova punizione. Al limite! Vai al limite!
Un po' di trattenute in area. Anche Mistretta adesso ha sistemato la barriera, parte Amato, Giargiù di testa, c'è Cosenza, Amato non la tocca, poi Morena spazza praticamente sul fondo. Vai, Bace! Vai, Vito! Inghilleri, Giargiù, arriva Cucuzza, Amato pressato da Cosenza, stava arrivando il diagonale, Tassone, nuova punizione Carenze. Sei ridicolo! La battuta profonda, cerca il Canepa contro Iannazzo, occhio a un presunto tocco da parte di Iannazzo che protegge. Ancora Iannazzo cerca l'alzata, riesce in qualche modo prolungata a cercare Cannavò, Amato, però lì Carenze ad andare avanti, fuori gioco, quindi Pagano. La mantiene in possesso Samanà, Cosenza, Cannavò contro l'avversario, il pallone passa, gioca l'Accademia, Samanà, un pallone su di lui, riesce comunque il cross, il pallone in mezzo verso Cannavò che voleva il tiro al volo, si era coordinato, finisce qui, tempesta in mezzo, secondo palo, c'era Cosenza eventualmente. Amato arriva a Cosenza, ruba il pallone verso l'interno, un nuovo cross un po' più storto rispetto a quello di prima. Pagano la manda in fascia, Canepa a superare Iannazzo, magari sì, il pallone che però lo butta fuori. Squadre che al primo tempo sono rientrate con gli stessi 11, quindi nessun cambio è arrivato al momento. Si continua a giocare Accademia che nonostante la rimonta vuole continuare ad avere il possesso del pallone. Una partita diversa rispetto ai primi 45. Tempesta a puntare in Inghilleri, il sinistro di Tempesta finisce alto. Il rinvio di Carlo Cascino, sono a prenderla di testa, Canepa in avanti verso Pagano, non c'è il tocco, Giargiù spazza fuori. Cosenza! Uno dei due! Rimessa lunga, arriva Canepa, molto bene, c'è il cross basso in mezzo, esce Mistretta. Spera un po' a Sanghivene che era di più verso l'interno dell'area, magari si aspettava un cross diverso. Carenze che ha a disposizione Buzzetta in porta, portiere che prima del match di oggi è stato il titolare nel campionato. Quimegna, Dragna l'ha fatta, Shortino, Bellanca, Cina, Cavolier, Cupani. Accademia che invece ha Fontana come secondo portiere, anche in questo caso portiere più esperto perché classe 99, e poi Parisi, la Francesca, Camicia, Ranno, Barraco, Castiglione, Graziano e Nieto. Uno di questi è pronto ad entrare perché c'è il primo cambio della partita, c'è l'ingresso in campo di Castiglione.
posto di Cosenza, esce tra gli applausi. Partita di sacrificio di Cosenza, quella di oggi. Non si è messo tanto in mostra Cosenza. Il recupero palla dell'Accademia, Nolfo vede Cannavò, lo serve adesso, era infatti difficile il servizio, c'è Sudano da quelle parti, ancora Nolfo. Lancio lungo, Ignilleri di testa, Morena, grande aggancio, arriva Nolfo, Agnello in avanti, Castiglione pronto a lanciare Cannavò, stava arrivando Nolfo, Samana, avanza lui, non prende, la scivolata da dietro, pallone in mezzo, Nolfo di testa, all'improvviso, in mezzo all'area di rigore, il grandissimo colpo di testa da attaccante vero di Federico Nolfo, 3-1. Sembra banale, ma non lo è stato perché era un po' indietro con il corpo Nolfo. Così segna il suo secondo gol in campionato dopo il calcio di rigore trasformato alla seconda giornata di campionato contro il Gemini. La rete di Nolfo, 3-1 Accademia. Agnello, Giorgio, Cammareri, Carenze che sembra aver un po' accusato il colpo. Occhio però al pallone regalato per Sagni bene, prova a recuperare Cammareri, ci riesce del tutto. Nel lancio di Cammareri, Ignilleri, Cucuzza, attaccato da Castiglione, il fallo di Castiglione. Giocatore che ha preso il posto di Cosenza. Che un esterno d'attacco gioca solitamente a sinistra. Nel frattempo Nolfo è a terra. Un po' di crampi per Federico Nolfo. Da capire anche se sono eventualmente tattiche per perdere tempo. Un classico del calcio a tutti i livelli. Cambi in vista per le Carenze, 2, ce n'è anche uno per l'Accademia Trapani. Esce Morena che aveva preso il cartellino giallo. Al suo posto entra Bellanca. Questo è il primo cambio di Amato. Dunque fuori Morena, dentro Bellanca.
Tanto Amato va a parlare con gli avversari, bisogna aspettare lui perché è lui l'allenatore del Liccarense. Deve dare la conferma. Per decidere chi far uscire. C'è il cambio del portiere con l'uscita di Cascino e l'ingresso in campo di Buzzetta. Portiere che è stato titolare in campionato prima di questa partita. Ha parato tra l'altro un rigore contro il Petrosino lui. Nel frattempo in mezzo al campo discorsi con Canepa che parla con l'arbitro. Adolfo intanto si è fatto medicare, si aspetta il check per farlo rientrare, intanto la punizione si è fatta con il prodotto della battuta. Tocco di mano, dubbio, reclamato in area. Si insiste ancora in mezzo al campo con gli animi che si vanno accendendo sempre di più. Nel frattempo c'è un cambio pronto per l'Iccarense. C'è Nolfo che aspetta di entrare. Cartellino giallo per Ignilleri. Cartellino giallo anche per Agnello. A causa delle proteste. Partita un po' ferma. Si chiede di far rientrare Nolfo, ma l'arbitro ha da sbrigare più di una situazione. Nolfo rientra. Cambio per l'Iccarense che non sarà adesso. Nel frattempo a bortocampo ci sono riscaldamenti da entrambe le parti. Il rinvio di Mistretta, pallone verso Cannavò, colpo di testa a liberare Amato. L'appoggio per Tassone. Amato batte la rimessa, arriva Bellanca, il nuovo entrato, cerca il passaggio verso l'interno, verso Sagnibene, si continua ancora lì. Bellanca lascia Tassone, pallone dietro, Amato viene attaccato, semigiocata per proteggere il pallone, se lo porta fuori, ma il discorso principale insegni bene a terra. Nel frattempo altri cartellini, giallo sia per Canepa che per Iannazzo. Forse c'è qualche strascico della situazione precedente. Infatti è sempre Canepa a parlare. Prima il giallo se lo è risparmiato, adesso se l'è preso. Sempre più pronto il cambio per l'Iccarense, infatti entra Cupani, elemento di esperienza per Amato, classe 91, alla sesta stagione qui all'Iccarense. Esce proprio Canepa, ammonito poco fa, dentro Massimiliano Cupani.
in promozione ci ha giocato già con le maglie di San Giovanni Gemini, città di Casteldaccia e Partinico Audace. Infatti si va a prendere la fascia da capitano. Si dovrà riprendere con una rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Il gioco è fermo da un bel po'. Siamo al 76esimo, ma ci sarà diverso tempo di recupero. Pallone consegnato all'Iccarense. Lo stava dando. Sudano, interviene Cammareri. Colpo di testa del neoentrato Massimiliano Cupani. La mette giù Pagano. Bella anche in profondità, esce in stretta, protegge Giargiu. Poi una spinta di Sanghibene su Giargiu, un po' provocatoria. Secondo tempo praticamente dominato dall'Accademia Trapani. Resta forse qualche dubbio su quel presunto colpo di mano all'interno dell'area di Mistretta. Cupani, messa lunga, prolunga Sanghibene a cercare Bellanca, spazza via Iannazzo fuori lo stadio. Cucuzza si continua a guadagnare metri in casa Iccarense. A tutta questa rimessa fitta in area risponde Giargiu, nuova proposta, poi ci pensa Cannavò a spazzare via Ignilleri di testa verso il nuovo entrato Buzzetta. Classe 84, Cannavò, occhio, tiro praticamente da centrocampo. Risposta immediata. D'esterno Cupani, l'alzata di Tassone. Agnello contro Bellanca. La parte bassa della schiena, il colpo subito dal giocatore dell'Iccarense. Cupani. Pallone largo verso Canepa, tappini in mezzo di prima, esce Mistretta contro Sanghibene, subisce il colpo Mistretta, l'attaccante dell'Iccarense, chiesto l'intervento dalla panchina. Scontro duro tra i due giocatori. C'è qualche indicazione da un balcone. Verso la panchina dell'Accademia Trapani sembra. Sanghibene si è rialzato. Adesso anche Mistretta. Sembra aver accusato di più il colpo. Tanto l'arbitro va a parlare con Alberto Amoroso, allenatore dell'Accademia Trapani. Probabilmente Amoroso voleva qualcosa in più dopo questo scontro. Sanghibene è ammonito attualmente, quindi ha rischiato grosso in questa circostanza. Amato, arriva Samanna che recupera. Samanna a puntare su Dan, Samanna fino in fondo in Hilleri, in calcio d'angolo. Poi Hilleri va a parlare con Samanna.
che parlare a volere un dialogo acceso. Battuta corta di quest'angolo, basso sul primo palo, sempre Ignilleri che spazza via subito. Fallo laterale. Cammareri, arriva Nolfo, stop di petto, evita Bellanca e gira. Il lancio di Iannazzo, colpo di testa di Cannavò verso Scastiglione, la prende Buzzetta. Ignilleri. Il pallone per Sudano, attacco di Cannavò. Bellanca, Giorgio risponde, Cannavò dietro, il pallone ritorna, no, Alessio Cannavò poi spazza Ignilleri, batti e ribatti, continuo, Cucuzza, Bellanca, Sagni bene verso Cucuzza, ce l'ha lui la fascia da capitano adesso, verso il centro del campo, alzata morbida, risponde di testa Marrone, nuovo anticipo di Tassone, poi ce la fa ad andare Samanà, va a recuperare contro Cupani, è stato commesso fallo dal classe 2005, nel fallo di Francesco Samanà. Non entrare al limite! Silenzio! Amato batte la punizione, pallone in mezzo, scorre Cammareri a spazzare, a liberare via, prova ad attaccare adesso Liccarense. Ignilleri, lancio lungo sul filo del fuorigioco Pagano, infatti si alza la bandierina. Pronto un cambio per l'Accademia Trapani, viene effettuato adesso. Esce Tempesta, poi in ombra. Al secondo tempo al suo posto entra Barraco. Che ha fatto panchina contro la Folgore, sempre subentrato, ha giocato sempre meno però lungo il corso di questa stagione, altri minuti in più che va a collezionare. Tanto trattenuta, trascinamento a terra, verso Tassone, Cupani, c'è l'attacco di Cannavò, Cupani verso Ignilleri, alla fine la va a prendere le carenze con cervello. Cucuzza, Cupani, alzata verso Sagni bene, Giorgio, alla vecchia maniera, verso Cannavò che però è ostacolato dal sole e quindi non la vede. Poco più di 5 al termine, ma ci sarà tanto da recuperare. Cannavò dietro, arriva Iannazzo, non evita, Cucuzza si va a prendere il calcio di punizione. La battuta, c'è Castiglione, c'è un giocatore a terra prima. Solita storia,
rialzato subito. Il diretto interessato, Iannazzo. Quasi come a dire, questa volta no. Iannazzo, proprio lui, alla rimessa laterale, Cucuzza spazza via, Giorgio la regala però di fatto a Pagano, avanza Pagano verso il centro del campo, intervento di Castiglione assieme ad Agnello, tocco per Nolfo impreciso, rimessa laterale, tra poco cambio per l'Accademia, Pupani non la gestisce, allora Nolfo attaccato da Amato che gli ruba il pallone, ancora Amato pressato dallo stesso Nolfo, si prende la rimessa l'allenatore e giocatore dell'Iccarense. Iannazzo frena l'avanzata in fascia di Vellanca. Pagano propone dentro verso la testa di Sogni, bene, intervento, calcio di rigore per l'Iccarense. Si rinnova il duello tra Mistretta e Sogni, bene, calcio di rigore, il secondo della partita per l'Iccarense. Anche in questo caso intervento dalla panchina per Mistretta, che ne sta ricevendo tante questo pomeriggio. Attenzione al finale di partita, soprattutto nel caso in cui l'Iccarense dovesse segnare. Nel frattempo c'è un po' di confusione all'altezza della panchina dell'Accademia Trapani. È arrivato un intruso, arriva anche l'arbitro, intruso nel senso un membro della panchina dell'Iccarense verso quella avversaria. Nessun cartellino al momento. Adesso il giallo c'è stato per un membro della panchina dell'Accademia Trapani. Arriva anche lato Iccarense, eccolo qui, il giallo e il conseguente rosso. Espulsione dalla panchina per l'Iccarense. Nel frattempo Mistretta si è rialzato, questa volta prima di Sogni Bene. Ricordiamo che l'arbitro ha concesso un calcio di rigore per l'Iccarense, possibilità di riaprire la partita sul 2-3. Il primo Pagano l'ha sbagliato ma ha segnato subito dopo, adesso vedremo un po' chi andrà a calciare. Test anche per Mistretta che dopo la prima parata è chiamato a fare il bis, ma è da capire in quali condizioni, perché ha avuto praticamente uno scontro duro Mistretta poco fa. E allora è di nuovo Pagano contro Mistretta, come nel primo tempo. 7 minuti di recupero, 7. Cambio nel frattempo per l'Iccarense. Nel frattempo, prima della battuta del rigore, c'è un giocatore a terra.
giocatori dell'Accademia vanno a lamentarsi con Amato, che sembra aver provocato Iannazzo. Molto protagonista sotto questo punto d'osservazione Iannazzo. Altre parole di Amato verso l'esterno dell'Accademia Trapani. Tutto questo già da un po'. Pagano deve battere il calcio di rigore. Ecco il fischio. Pagano alto! Secondo errore! E l'abbraccio verso Mistretta, che ringrazia tutti. Secondo rigore sbagliato da Liccarense. Questa volta non c'è stata la ribattuta in porta. Eccolo qui il cambio per la squadra di casa. C'è l'ingresso in campo di La Fatta. Mistretta stavolta si salva in questo modo. C'è un cambio anche per l'Accademia, si fa dopo. Secondo errore di Pagano, questa volta la calciata direttamente fuori. Ignileri si gioca ping pong di testa. Castiglione verso Bellanca. Liccarense la prende Nolfo, arriva Amato. Nuova alzata, nuovo colpo di testa. Cupani. C'è un regalo per Amato da parte di Agnello. Amato con un po' di pazienza in più. Ignileri sbaglia tutto, sbaglia il passaggio. Allora Cannavò 2 contro 1, ancora Cannavò in mezzo a 2. Cannavò calcia, la risposta di Buzzetta con la presa centrale. Sudano ha rischiato Liccarense, vicino a subire l'1-4. Pallonata di Amato su Marrone, rimessa per i giallo-blu. Ancora Amato, morbido in fascia verso Tassone, cross dentro, colpo di testa all'indietro, a rischiare Castiglione, a concedere l'angolo a Liccarense che sale, ma l'ha fatta a battere il calcio d'angolo. Terzo di recupero, sono stati 7 minuti concessi dall'arbitro. Cucuzza non la prende totalmente, leva via Samanà. Ignileri verso l'interno, l'attacco di Cannavò. Ignileri, un po' di aggressività in più. Fair play tra Cannavò e Ignileri, ma si continua a giocare con la proposta di Amato, colpo di testa ad allungare il pallone giù verso Mistretta. Il rinvio di Mistretta perfetto su Nolfo. C'è eventualmente Cannavò larga destra, servito, sale l'Accademia, intanto viene chiesto il pallone sulla sinistra verso Castiglione, non c'è l'aggancio, un po' troppo lungo il servizio. Adesso sì che c'è il cambio per l'Accademia Trapani. Esce Samanà, un po' zoppicante. Entra Nieto al suo posto. Esce anche Nolfo, l'autore del 3-1 al suo posto. Entra Parisi. Altro tempo che si va a perdere all'interno del recupero.
quindi si andrà oltre al 97esimo. Amato, Ignileri non riesce a spingere sotto il piano delle occasioni, lì Carenze a parte, il rigore calciato alto da Pagano. Colpo con la mano di Lafata sotto gli occhi dell'arbitro. La battuta nella punizione, Cammareri, giocata a proteggere in mezzo a due, se ne va, insiste, vince anche il rimpallo, pallone per il nuovo entrato Nieto. Ancora Nieto, la giocata finisce giù, nessuna punizione guadagnata da Nieto. La va a toccare di nuovo l'alzata di Cammareri. Nieto, altro aggancio con il tacco, Ignileri risolve lui. Cupani non passa, ce l'ha di nuovo, c'è Cammareri in pressione, l'attacco di Cammareri insiste, l'ultimo tocco è da parte del difensore dell'Accademia, rimessa dal fondo per Buzzetta. Ignileri stavolta largo, si gioca più, palla in aria, finisce qui, ufficiale. Accademia Trapani vince 3-1 in casa dell'Iccarense dopo quasi 97 minuti. Alla fine il recupero non è stato giocato tutto, c'era qualcosina in più da giocare. È finita così con la vittoria in rimonta dell'Accademia Trapani. C'è stato il vantaggio di Pagano al 35esimo, aveva sbagliato un calcio di rigore, poi ha rimediato subito dopo. Nella ripresa dominio Accademia con il gol dopo 23 secondi dal fischio d'inizio del secondo tempo da parte di Cannavò, poi il 2-1 di Iannazzo, 3-1 definitivo di Nolfo nel finale. A parte altre proteste, altre discussioni in mezzo al campo, c'è stato il calcio di rigore sbagliato da Pagano, il secondo della sua partita, calciato alto. Prima Mistretta aveva ricevuto uno scontro con Sagnibene, l'arbitro ha giudicato falloso l'intervento in uscita di Mistretta, tant'è che appunto ha concesso il calcio di rigore. Pagano, per fortuna del portiere dell'Accademia, lo ha sbagliato calciando alto. Si è salvato così il portiere della squadra ospite, non ha avuto modo di calciare in porta dopo Pagano, come in occasione del momentaneo gol dell'1-0. È partita che si è conclusa così, con il risultato di 3-1 per l'Accademia Trapani. La seconda vittoria consecutiva per la squadra di Amoroso, che così sale in classifica e prende punti preziosi con 7 punti. Aggancia così il Gemini, che ieri ha perso contro il Fulgatore, rimane a 3 invece l'Iccarense. Momento negativo per la squadra di Amato, questa è la quarta sconfitta consecutiva, includendo anche i risultati di Coppa. Si mantiene comunque l'abitudine di segnare almeno un gol, come è successo a Petrosino, ma non è bastato. Anche in questo caso sconfitta in rimonta. Petrosino fu 2-1, oggi contro l'Accademia Trapani è stato un po' il 3-1 a rappresentare questo match. Mistretta ha abbandonato il campo un po' zoppicando, strascichi di una partita abbastanza dispendiosa per lui dal punto di vista muscolare, fisico, tanti scontri in piena area di rigore. Vedremo un po' se sarà disponibile per le prossime partite, lui che è stato titolare anche l'anno scorso durante il campionato di prima categoria. Arbitro che continua a parlare con i giocatori in campo. C'era stato un tocco dubbio di Cannavò in occasione del gol del pareggio, tocco con la mano, poi l'arbitro ha lasciato continuare l'azione. Accademia che poi ha rimontato il risultato. Il Carenze che sfiderà mercoledì in Coppa il San Vitolo Cup in trasferta, squadra che è passata come una delle 5 migliori perdenti. L'Iccarense ha avuto insomma questa sorta di fortuna, la sfida appunto mercoledì alle ore 15:30 a San Vito.
e poi la quinta giornata di campionato sempre in trasferta contro l'Alba Alcamo, mentre l'Accademia Trapani sfiderà in casa il Marsala settimana prossima, accademia che già è uscita dalla Coppa, quindi ha questo impegno in meno rispetto alla squadra di Amato. È tutto dalla Iastrelli di Carini, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.